Buonasera e benvenuti alla palestra a Cradina, dalla palestra dedicata a Pino Corso per questa partita. Valida ormai per la penultima giornata del campione di promozione, girone verde tra la Retusa Basket di coach Paolo Marletta e l'Etnea Basket di Sebi Re. Partita fondamentale per entrambe le squadre per il cammino verso la Serie D. Noi siamo qua messi dietro la panchina dell'Etnea per seguire la gara in diretta sulla pagina Facebook della cestistica Etnea Basket. Spero che si riuscirà a vedere bene. Ok, io sono Roberto Guardrani, vi terrò per compagnia per quest'oretta, oretta e mezza di gara, anche perché è una partita di gioco fondamentale per entrambe le squadre. Il girone è stato molto equilibrato nelle prime 4 posizioni tra appunto Etnea, Scordia, Retusa e Adrano. Si sono affrontate, hanno avuto varie vicissitudini queste gare, poi alla fine le gare appunto tra le formazioni presenti, poi alla fine al momento l'Etnea è prima, è avanti e può andare a tentare appunto il salto di categoria, così come anche la Retusa che ha qualche partita da recuperare e dunque è un po' più indietro in classifica, ma non per questo meno temibile. Vado a leggervi le formazioni che hanno in campo. La Retusa Basket in maglia bianca di coach Paolo Marletta con numero 0 Giovanni Gianchino, con numero 1 Boscarino, con numero 2 Costa, numero 3 Aliano, numero 5 Scollo, numero 6 Messina, numero 9 Artale, numero 10 Barone, numero 13 Sindoni, numero 18 Gugliotta, numero 21 Tafuri. Per l'Etnea in maglia blu scura, numero 1 Gallo, numero 3 Re, numero 5 Rapisarda, numero 6 Agrifoglio, numero 7 Usio Sefe, numero 8 Parrinello, numero 12 Locerto, numero 13 Petralia, numero 15 Amoroso, numero 17 Licciardello, numero 20 Morè, numero 30 Lattuca. Sebi Re già manda in campo il quintetto formato da Agrifoglio, numero 6, da Parrinello, da Dario Morè, da Fabrizio Rapisarda e da Gas Amoroso, vedete con il numero spiccicato dalla schiena. Dall'altra parte non riesco ancora a vedere le formazioni presenti, anche perché c'è davanti a me appunto tutta la squadra schierata. Sì, vedo il numero 10 Gianchino, il numero 0 Gianchino, il numero credo 13 Sindoni, 6 Messina si farà entrare, numero 2 Costa e manca un giocatore appunto per gli Aretu 6. Attaccherà dalla sinistra verso destra la formazione di Sebi Re. Minuto di silenzio ovviamente per le vittime della guerra in Ucraina. Ci fermiamo agli ordini degli arbitri Federico Catalano e Giovanni De Giorgio. Silenzio ovviamente per le Perché questa gara è fondamentale? Perché in campionato finora le squadre si sono affrontate già 3 volte. Questo campionato prevede un'andata ritorno e ritorno. La prima volta in casa dell'Etnea, quindi al Palazzurria, ha vinto il Siracusa, la Retusa Basket Siracusa, mentre nelle successive 2 sfide, una qua alla palestra Cadina e l'altra al Palazzurria, ha vinto entrambe le volte appunto l'Etnea. La prima volta con uno scarto di punti che non ha permesso di superare lo sconto diretto della gara di andata, la seconda volta invece con un più, se non erro, 13 che ha totalmente chiuso le speranze per la formazione aretusea e ha messo avanti 2-1 negli sconti diretti l'Etnea Basket. Pronti per il salto a 2, salteranno Gabriele Amoroso, il numero 15 appunto dell'Etnea, e il numero 13 Lorenzo Sindoni. Federico Catalano si preparerà a effettuare il salto a 2. Top, prima palla per Aretusa Basket con Gianchino, qua c'è un numero 1 che dovrebbe essere Boscarino,
Messina, scarico sull'esterno per Sindoni, il tiro è molto corto, rimbalzo dalle mani di Amoroso che getta via il pallone mandandolo contro il tabellone, ma qui Rapisarda velocissimo riesce a anticipare Sindoni e a recuperare il pallone. Morè per Agrifoglio, cade Rapisarda al centro dell'area, Agrifoglio fa disporre i compagni, chiama schema, blocco sulla sua sinistra di Amoroso, chiede un po' di allargarsi ai compagni, penetrazione di Agrifoglio, fallo fischiato da Giovanni De Giorgio in attacco a Dario Morè. C'è stato uno sfondamento fischiato appunto al guardia numero 20 del Cesistica Etnea, già miglior marcatore della promozione nello scorso campionato con la maglia del basket Mister Bianco, che ha vinto il suo girone. Anzi, facciamo i complimenti perché chiaramente bisogna riconoscere il valore di questa squadra, appunto la formazione di coach Platania che ha vinto l'altro girone. Qua scusate, non si vede bene il tabellone, dunque avanti di due. L'arbitro De Giorgio dice di non parlare più. Ancora un fallo a Dario Morè, secondo fallo consecutivo, e Sebire deve chiamare subito alla panchina Marc Usiosef perché già con 2 falli in 2 azioni è chiaro che Morè viene limitato. Problemi già per l'Etnea perché chiaramente senza una delle sue bocche di fuoco principe è un problema. Qui la palla non viene presa da nessuno, Francesco Messina la lancia in tribuna e si prenderà una rimessa da fondo campo per la Cestistica Etnea, da fondo campo e non dal lato perché nessuno ha toccato il pallone dal momento in cui è stato rimesso. Marc Usiosef dà la palla al suo play, ovvero ad Antonio Agrifoglio per Usiosef, Rapisarda ancora Usiosef, ha davanti a sé Costa, lo supera anche Messina, prova dalla media, questa volta è corto il tiro, rimbalzo di Amoroso, bravissimo tra 3 avversari, la fa arrivare, la fa pervenire a Fabrizio Rapisarda, si gira, riguarda ancora con un lob Amoroso che in terzo tempo non riesce ancora a segnare, alla fine il pallone finisce dalle mani di Francesco Messina e la Retusa Basket può ripartire, ancora 0-0 dopo quasi un minuto e mezzo di partita. Gianchino per Messina dal centro, dato che solo che è battezzato dalla difesa non riesce a segnare, rimbalzo dalle mani di Amoroso che dà il suo play ad Agrifoglio, ancora 0-0, chiama schema Porna il playmaker cresciuto nei giovanili del Leonardo da Vinci. Qui tiro, non riesce ancora nel terzo tempo e dunque ancora una volta le squadre sono 0-0. Già dall'altra parte Boscarino, Umberto Boscarino con passato in Serie C e qui si sblocca la partita. 2 punti per la Retusa, segna Sindoni. 2 punti per lui, dunque 2-0 quando sono passati circa 8 minuti o qualcosa in meno. Sono passati 2 minuti e mancano 8 alla fine. Qua Parinello prova la tripletta, bella! Giuseppe Parinello, 3-2 per l'Etnea. La partita si accende finalmente con le 2 squadre che si sono sciolte e hanno trovato finalmente un modo per andare a segnare. Penetra e scarico di Aretusa con Boscarino che prova la penetrazione, trova il taglio di Costa troppo lungo, alla fine Amoroso si va a portare a trascinare il pallone a fondo campo e dunque sarà rimessa da fondo campo per la formazione di coach Paolo Marletta, impegnato in questi giorni nelle finali nazionali del 19 come spettatore, visto spesso nella tribuna del Palapadua. Qui Sinonica cade a terra, palla sull'esterno per Messina, ci prova da 3, lui è uno specialista, questa volta è sbagliato il tiro che è laterale, rimbalzo dalle mani di Agrifoglio, playmaker numero 6, un play puro, merce rara a questi livelli. Prova a penetrare, non riesce a superare però la marcatura di Boscarino, dunque serve Parinello, supera Messina sotto il blocco di Rapisarda, risulta il pick and roll, però il tiro è lungo, Amoroso, gigante nella difesa, Aretusa prende il rimbalzo, adesso Usiosef, penetrazione di Usiosef, rimbalzo questa volta che va a finire dalle mani di Agrifoglio, terza opportunità per la formazione dell'Etnea per allungare, al momento sul +1, ci prova da lontanissimo Parinello, non prende neanche il ferro, airball e sarà rimessa da fondo campo per la formazione di casa di Siracusa. E dunque adesso Boscarino in possesso di palla, non riesce a superare Usiosef che è sempre su di lui, dalla media prova Gianchino, 2 punti per lui, 4-2 il punteggio.
e ancora avanti la Retusa, +1, partita combattutissima finora con pochissimi casi segnati. Comunque Usesefe chiama la schema, porta il blocco Rapisarda che non lo sfrutta perché guarda Parrinello sull'angolo, ancora Rapisarda chiede il blocco di Amoroso, però poi non lo sfrutta perché va a fare questo tiro corto, si infrange sul ferro e riparte a Retusa. Francesco Messina per Sindoni da fondo campo, schiacciato terra per Costa che rimanda il campo, una propria media campo difensiva, è un po' arrabbiato con i suoi compagni Boscarino perché adesso la palla va direttamente all'Etne che potrà attaccare con 24 secondi. Cambio, Rapisarda va in panchina, entra per la prima volta in campo Emanuele Lattuca, numero 30, il 4 di cambio appunto per i catanesi. Si chiama il blocco Parinello, sfida Messina, Maello prende largo, Parinello si gira, va a tirare, chiede il fallo, non c'è, ma prende il rimbalzo. Alla fine Gianchino si arrabbia con Federico Catalano, ma non c'è fallo. Rimbalzo ancora di Amoroso sul tiro di Gianchino, sarà palla Etnea. Qua si spiega Parrinello con Federico Catalano, time out chiamato da coach Marletta. Ci fermiamo qualche secondo. Salutiamo a casa i mitici Giuseppe Montalto e Lorenzo Santuccio, pilastri di questa formazione che quest'anno ha fatto così bene in promozione, che oggi erano entrambi non disponibili per questa trasferta. Finisce il time out con l'Etnea già rientra in campo con Usesefe, Lattuca, Parrinello, Amoroso e Agrifoglio. D'altra parte rientra Messina, Sindoni, Boscarino, Costa e Gianchino. Comunque formazioni invariate prima del time out rispetto a quelle prima del time out. Dario More guarda un po' sconsolato il tabellone, lui già ha 2 falli. Mark Usesefe chiama lo schema, perde palla con Costa, va poi a commettere anche fallo sulla penetrazione, saranno 2 liberi per Lorenzo Sindoni, 2 liberi per il giocatore siracusano. Ora 4-3 il punteggio quando sono passati meno di 5 minuti all'inizio della gara, tante volte è stato spezzato il gioco. Dunque primo libero non va a segno per Sindoni, un tiro si tornerà a giocare. Sindoni non mette a segno neanche al secondo, rimbalzo di Usesefe, ancora 4-3 +1 a Retusa. Grifoglio per Usesefe che va a appoggiare il canestro, bravissimo Mark che con un lay-up riporta avanti i suoi compagni, +1 Etnea con circa 5 minuti. Ancora fallo, ancora un altro fallo fischiato, questa volta ritengo che sia stato fischiato da Usesefe, anche se ho visto segnalazioni di Giovanni De Giorgio. C'è cambio, si prepara a rientrare Lo Certo che dà il cambio appunto a Usesefe. Dunque secondo fallo per il numero 7 dell'Etnea, entra Lo Certo che è il presidente della formazione in maglia giallo-blu. Rimessa laterale che Sindoni butta in mano appunto allo stesso Lo Certo che è recente entrato, prova il contropiede, Lo Certo si avvicina a canestro, non riesce a segnare, in mezzo dalle mani di Gianchino che adesso già la palla va dall'altra parte. Sindoni, fallo offensivo su Parrinello, Sindoni ha buttato a terra Peppe Parrinello, scuola Gravina, l'elemento con il maggior pedigree, la maggiore esperienza tra i giallo-blu, visto tantissimi anni in Serie C con Gravina, anche con Crotone per un periodo. Adesso si riprende con rimessa dal fondo per l'Etnea. Lo Certo adesso in funzione di play perché Agrifoglio, ok,
è già chiuso, c'è un premio preso a tutto campo, si rischia di 8 secondi e alla fine sono 8 secondi, si incartano Lo Certo e Grifoglio, non fanno passare la palla avanti e questa press è andata a buon fine per gli Aretusei. C'è time out ancora per Sebire, ci fermiamo anche noi. Prendiamo la diretta dopo il tiro di Costa, già dall'altra parte l'Etnea, Lattuca si gira, va, arrampicata secca destro, 2 punti Lattuca, più 3 Etnea e si fa più interessante la gara, si anima tantissimo nel time out. Coach Sebire è stato categorico, bisogna stare più attenti, evitare questa difesa press e attaccarla meglio sicuramente. Aretusa attacca, penetra Boscarino, perde la palla, strappata da Lo Certo, seconda rubata del play guardia. Adesso palla alla Grifoglio che chiama Bassi, esce dal blocco Parinello, serve Amoroso, schiacciato terra per Lo Certo, ancora Grifoglio, ancora Amoroso al centro del pitturato, perde il pallone, litiga con la palla, alla fine va a finire tra le mani di Artale, recente entrato, e poi sarà ancora Etnea perché l'ultimo a toccare è stato appunto Artale che voleva fare la magata, cercare di mandarla addosso a Lattuca e non c'è riuscito. L'arbitro De Giorgio in questi giorni impegnato alle finali AICS giovanili e qui proprio davanti alla postazione si riprende con Amoroso, stoppato fallosamente Lo Certo da Francesco Messina, andrà a tirare il presidente dell'Etnea, andrà a fare 2 tiri per incrementare il vantaggio, che al momento è sul più 3, pochissimo, ovviamente giocato ancora meno di 7 minuti, è partita assolutamente apertissima. C'è un cambio, entrano per coach Marletta il numero 10 Barone che sostituisce Costa, esce anche Boscarino, no scusate, esce Boscarino, esce Messina, entrano il numero 10 Barone, il numero a questo punto inizio ad avere dubbi su chi entra e chi esce perché sono presenti in tanti sul cambio, chiedo scusa per il problema. Buono il primo di Lo Certo, più 4, il punteggio per l'Etnea, 2 su 2 ai liberi, si riprende subito con l'Aretusa in possesso di palla. Boscarino, anche se a Lo Certo, Boscarino aspetta uscire i blocchi dei compagni, non riesce a muoversi, Lo Certo lo marca molto bene, intensissimo, e poi commette fallo. Il classe 85 allunga troppo le mani su Boscarino e riesce poi a tenere, commette fallo, in realtà si esaurisce il bonus e dunque andrà dalla lunetta, si è esaurito già il bonus, dalla lunetta Boscarino, Umberto Boscarino, già visto, ripeto, vari anni in Serie C, fa parte di quella nidiata di ragazzi che per anni alle spalle del grande Alessandro Agosta ha retto un po' le sorti delle formazioni aretusee nella vecchia C-Silver. Ricordiamo anche che hanno fatto i playoff, hanno fatto campioni di grande livello, poi nelle ultime stagioni c'è stato un po' di ridimensionamento della società aretusea, che comunque ha nel settore giovanile il fiore all'occhiello, tant'è vero che tutti i giocatori in prima squadra sono ex delle giovanili, compreso Ciccio Messina.
Riparte la gara con l'Aretusa che adesso è sotto di 4 punti. Ancora qualche problema in fase di costruzione, la palla va fuori e dunque adesso palla persa dallo certo e Aretusa che ha a disposizione il pallone per ritornare in attacco. Federico Catalano, arbitro di Serie D, dà il pallone. Boscherino, ancora una volta lui per portare palla, prova a servire sulla destra, ancora Boscherino, due numeri uno, c'è qualcosa che non va, ecco perché qual è il problema. Numero 0 Gianchino, già 4 punti per lui, si rifà sotto l'Aretusa. Ora vi saprò dire a breve i veri numeri, perché ho 2 numeri 1 in campo. Uno dovrebbe essere il 18 Gugliotta, adesso riuscire a distinguerli entrambi, ma... bello delle minors, qui rimessa a fondo campo per l'Etnea, c'è cambio ancora, rientra Sindoni, va a sedersi Gianchino, autore di 4 punti finora sui 7 segnati dagli Aretusei. Parinello da palla a Grifoglio, ancora non riescono a uscire da questa press tutto campo. Grifoglio corre molto veloce, riesce a passare dal campo, palla per Lattuca, blocca il palleggio, serve Parinello, guarda e sfida la difesa di Aretusa, ma fine non prende il tiro, se lo prende invece Amoroso, corto il tiro, rimbalzo dalle mani di credo Gugliotta, a questo punto palla fuori, palla Aretusa. 7-9 il punteggio. Il numero 1, il vero numero 1, Umberto Boscherino, da palla a Artale, adesso Sindoni, ancora per Boscherino, penetra, supera Grifoglio, serve sul lato debole, ancora Artale che cerca di fare un passaggio per Sindoni che non vede, non capisce questo servizio di Barone, non di Artale, di Barone non capisce il servizio e dunque la palla va a fine a fondo campo, ancora palla Etnea, ancora presta tutto campo per coach Marletta che la partita la sente abbastanza. Vediamo prima massimo vantaggio, ancora una volta palla che si incartano i play dell'Etnea. Vediamo, il massimo vantaggio è stato più 5 per l'Etnea, ma ancora problemi in fase di costruzione dell'azione, non si riescono a intendere bene i ragazzi di Catania. 4 secondi, dice l'arbitro De Giorgio, per uscire dalla lunetta, dalla difesa, e mi sa che si perde palla un'altra volta. Si persa la palla, Gugliotta la recupera, lo certo prova a chiudere, ma altri 2 punti e pari per Siracusa. Credo che abbia segnato Barone, ma ha segnato Gugliotta sicuramente. Finalmente si esce da questa press dopo il pari di Siracusa, penetra, scarico per lo certo, prova tripla che non vuole entrare, rimbalzo tra le mani di Artale per Gugliotta, Gugliotta si gira, non lo supera però allo certo. A questo punto prova Boscarino da 3, tripla per Boscarino, 4 punti per lui. Adesso la situazione si fa dura per l'Etnea, sotto di 3 punti e ancora questa press strettissima e c'è il fallo questa volta di Barone sull'Attuca. Fischi, si lamentano un po' tutti, la tribuna e la panchina. Adesso vediamo un po' come districare la situazione degli arbitri. De Giorgio chiacchiera con Parinello a centrocampo. Fischia, tribuna, si prepara un cambio per l'Etnea, rientra Usi Yosef, esce invece Parinello per Usi Yosef, dunque cambio diciamo di giocatori simili nelle caratteristiche, anche se Parinello più specialista da 3, Usi Yosef sia da 3 che in penetrazione, dunque
simili ma anche non troppo. Agrifoglio chiama schema, mentre sta Boscarino, esce dai blocchi Usiosef, spesso terra per Amoroso che litiga col pallone, lo perde contro Sindoni. Adesso Barone per Gugliotta, ci serve sul lato debole questo tiraccio, era un cross più che altro di Barone. Lo certo recupera un pallone che sembrava perso, manca meno di un minuto alla fine del quarto. Lattuca si gira, appoggia il canestro, è corto, rimbalzo offensivo di Amoroso, 2 punti per lui, si sblocca l'Etnea dopo un parzialone da 8-0 della formazione di casa. Adesso si è risvegliata l'Etnea con appunto Lattuca, manca pochissimo alla fine del primo quarto. Prova la tripla, Boscarino, corta, rimbalzo tra le mani di Lo Certo, contropiede per lui, ma è su di lui Boscarino, perché rubare il pallone, c'è fallo di Boscarino che ha cercato di giocare non la palla ma ha colpito il braccio del numero 12 dell'Etnea. Sono 2 tiri, andrà Daniele Lo Certo. C'è cambio anche per coach Marletta, si siede Boscarino, entra in campo nuovamente Vittorio Costa, numero 2. Lo Certo, si chiama la marcatura praticamente con Gugliotta, dice a Mark Usiosef, ci penso io con lui. Primo libero, non va a segno, corto e poi sputo fuori al ferro. Mancano 10 secondi nel quarto, corto anche il secondo, palla in mano ad Aretusa che punta a chiudere con un allungo, ma ancora errore in fase di costruzione. Mancano 4 secondi alla fine di questo quarto, del primo quarto di Aretusa Etnea. Si è a giocare per andare a segnare, si mette in fuori gioco praticamente Amoroso. Vediamo cosa si inventa Lo Certo per Usiosef, prova una cosa inguardabile, indescrivibile da centrocampo, ma era un tiro di disperazione. Finisce qui il primo quarto, andiamo in pausa.
Prendiamo la live di questa penultima giornata del campionato di promozione, girone verde tra Aretusa Basket Siracusa e Cestistica Etnea Basket, un punteggio al momento di 12-11. Primo tempo molto equilibrato, tanti errori in entrambe le parti, ma la posta in palio è molto importante. Dario More di nuovo in campo, 2 falli già per lui, ancora si gioca sulle linee esterne con More che prova la penetrazione, una lacrima che va fino a terra, alla fine rimbalzo di Amoroso, ma il secondo tiro non riesce e dunque adesso va avanti l'Aretusa Basket Siracusa, riprende azione d'attacco con Sindoni, resiste a 3 uomini, serve Gianchino se non erro, che va a segnare ancora 2, 6 punti, miglior marcatore al momento per la partita Giovanni Gianchino da Augusta. Salutiamo coach Gigi Valora che sicuramente ci starà seguendo, cosa non vera ovviamente, come direbbe la signora Costa. Agrifoglio deve decidere cosa fare, serve Usesef per Lattuca, ancora Agrifoglio, More, anche se a Messina non prova 1 contro 1 perché ci va invece Marco Usesef, palla fuori, dunque altra palla persa dall'Etnea. Riprende la partita con Aretusa avanti di 3 punti. Il massimo vantaggio è stato pareggiato perché già nel primo tempo c'era stato questo stesso identico punteggio, più 3. Sindoni fa il giro del mondo per arrivare poi a ripassare la palla a un compagno per Acosta. Se c'è Agrifoglio lo battezza Agrifoglio, Costa tira ma è lungo, in base alle mani di Gugliotta che continua l'azione per Aretusa Basket Siracusa. Imprega in panchina Sebi Re perché comunque non è un buon momento per l'Etnea. Rimbalzo di Usesefe sull'errore al tiro di Gugliotta. Usesefe penetra, serve Lattuca, pallone va a fine tra le mani, tra i piedi anzi di Sindoni, poi alla fine ancora Agrifoglio. Lattuca prova a penetrare, passi dice Catalano e dunque palla persa di fila per l'attacco dell'Etnea. Stanno soffrendo i gialli della cestistica. Costa davanti a sé a Agrifoglio, si fa entrare Giorgio Ricciardello, il play di cambio dell'Etnea. 2 punti ancora per Sindoni, dunque avanti di 5, Aretusa massimo vantaggio. Non si è ancora sbloccata in questo secondo quarto l'Etnea che sta subendo un break da 4-0. Amoroso molto lontano da canestro, non riesce a girarsi perché ne ha 3 addosso, palla per Lattuca, anche lui triplicato, fallo questa volta chiamato da Federico Catalano a Ciccio Messina. Ciccio Messina, uno dei bomber minors della Sicilia, una vita tra le squadre siracusane, Priolo, Siracusa, Aretusa, appunto tutte quelle viste negli ultimi praticamente 30 anni, perché lui è classe 76. Un po' dovunque ha giocato, ma sempre nel siracusano, al contrario del fratello Ivan che si fece vedere qualche anno fa al San Luigi di Acireale. Rimessa secondo campo per l'Etnea. Usesefe cede palla a Licciardello per More, zona molto difficile da penetrare per l'Etnea, palla che alla fine non giunge a Amoroso, anticipato da Giovanni Gianchino. More spizzica il pallone in difesa ma non ci riesce, la Aretusa ancora in attacco. Amoroso anche lui spizzica il pallone ma ancora una volta la palla sarà tra le mani dei giocatori di coach Paolo Marletta. Ancora un time out, noi ci fermiamo un secondo.
Aretusa 16, Etnea 11, salutiamo ancora a casa Peppe Montalto e Lorenzo Santuccio. 7 minuti da giocare in questo secondo quarto. Entra in campo Morè, Usiosefe, Licciardello, Rapisarda e Lattuca, dunque panchina per Gabriele Amoroso che deve un po' rifiatare. D'altra parte ci sono Sindoni, Gianchino, Gugliotta, Costa e la rimessa fiata Ciccio Messina. Penetrazione di Costa, ben marcato di Cerdello, deve scaricare sull'esterno per Gugliotta, spalle a canestro, Gugliotta lo marca Usiosefe, non sfrutta il blocco perché Usiosefe è ancora là, bravissimo, poi per Sindoni, prova un terzo tempo a distanza ma non riesce a prendere palla, rimbalzo dalle mani di Dario Morè che subisce fallo subito ancora da, se non ero Gianmarco Gugliotta, sì, vedete questa maglia inguardabile Minors non permette di vedere bene sempre il giocatore. Licciardello per Morè, per ancora Licciardello, extra pass per Morè, per Usiosefe, adesso Morè, penetrazione, Lattuca, si sblocca l'Etnea, 2 punti per Lattuca, quarto punto della sua partita, miglior marcatore dell'Etnea. Sebire si spiega con Johnny De Giorgio per capire un po' perché alcune cose non vengono fischiate, ma gli arbitri hanno sempre ragione. Qui la Retusa qualche problema nel passaggio laterale, consiglio di Gianchino per Sindoni. Qui c'è un altro fischio che lascia perplessa la panchina dell'Etnea, fallo non fischiato a Usiosefe ma a Lattuca sotto canestro, perché Usiosefe aveva preso la palla in maniera pulitissima ma il fallo era stato speso in realtà sotto canestro dal 4 dell'Etnea Basket. Sta spiegando il fallo appunto Johnny Di Giorgio a Sebire per massima trasparenza. Questo canestro di Lattuca ha interrotto un'emorragia di 4-0 di break per i biancoverdi. Credo che siano a colloquio Catalano per De Giorgio per capire un po' o a che segnare il fallo o Vediamo qual è il problema, stiamo discutendo col tavolo, anche coach Troia, l'assistente di Marletta, sta discutendo con De Giorgio. Non riesco a capire la questione. Forse qualcuno alla tribuna grida la questione del numero di maglia. Ovviamente qualcuno se n'è accorto del doppio numero 1 in campo. Bene, il problema dei numeri si è confermato, sono andato a chiedere conferma e effettivamente c'è stata una questione di falli. Chissà se il numero 18 avrà 2 falli o un fallo, non si potrà sapere fino a fine partita probabilmente. Qua rimbalzo di Gianchino, su tiro sbagliato ancora di Gugliotta, 2 punti per Gianchino,
che è già a quota 8, rebus difensivo per l'Etnea, Gianchino, più 5, nuovo massimo vantaggio per Aretusa, ancora un errore in fase di costruzione per l'Etnea, con Usesefe che regala la palla, 18 subisce fallo, Gugliotta subisce fallo e dunque andrà a tirare. Mancano 5, credo 27, il tabellone anche si vede molto bene. 2 tiri. Due tiri per Gugliotta. Il falso 1, una volta era il falso 9, adesso è il falso 1. Non segna il primo. Un altro libero a disposizione. Rimbalzo per l'Etnea, palla a fondo campo, sarà palla blu, dunque ancora la cestistica Etnea in possesso di palla per cercare di sistemare qualcosa in fase di costruzione, perché a parte i problemi a uscire da questa pressa tutto campo c'è anche qualche palla persa di troppo, anche in maniera molto banale. Ricciardello chiama schema, penetrazione, scarico per Usesefe, piede a terra, campo libero per lui, tripla di Mark Usesefe. Si è sbloccato il ragazzo di origini nigeriane, 5 punti per lui. Risponde subito l'Aretusa. Ho visto purtroppo che stavo segnando il canestro, però adesso vediamo, palla a fondo campo. E sarà rimessa Aretusa. 20-16 il punteggio. Palla ancora appunto Aretusa e deve ripartire da fondo campo. 18 il falso 1 in possesso di palla, Gugliotta, poi Costa. 96 a Licciardello, serve Messina che da lontano vuole invece servire Gianchino, continua a rimanere un problema per la difesa dell'Etnea. Gianchino che fa un po' quel che vuole, si perde ancora una volta palla, Usesefe. E coach Re è furioso con il suo numero 7 che ha perso l'ennesimo pallone. Dunque adesso rimessa per Aretusa. Richiamata tutta la squadra. Il coach si scusa perché chiaramente questione rabbia dettata dalla situazione, ma ovviamente non ce l'aveva con nessuno se non con il suo giocatore. Adesso Gugliotta tutto da solo dal centro del tiro libero, tira lungo in mezzo alle mani di Usesefe, fallo ancora una volta fischiato all'Attuca. Credo che sia il secondo fischiato Emanuele Attuca, il terzo. Secondo. Cambio, entra Amoroso, esce l'Attuca. Il tempo di sistemarlo perché pare diverso. Gugliotta per Costa, ancora Gianchino, adesso da Messina, fa saltare Morema, ritorna su di lui, serve Gianchino, non riesce a girarsi, la palla viene rubata, diciamo chiaramente da Giorgio Licciardello che costringe Gianchino ai passi e dunque palla adesso per l'Etnea con Giorgio Licciardello. Dario More passa nel campo, Messina sbatte sul blocco di Amoroso tra due avversari, More che va a segnare Dario More, 2 punti per lui, primi 2 punti della partita peraltro. Già d'altra parte l'Etnea e la Aretusa con Gugliotta per Messina, prova da lontanissimo, corto il tiro, in mezzo a mani Sindoni che riesce a anticipare More, stesso terra di Messina per Sindoni, scarico sull'esterno, extra pass, adesso dall'angolo, lunghissimo il tiro di Gianchino, palla fuori, ancora una volta palla Aretusa che adesso avrà qualche secondo per completare l'azione offensiva. Sindoni per Gugliotta, penetrazione di Gugliotta, corto il tiro, non c'è il fallo, rimbalzo di Licciardello, palla a 2, palla serale ancora per Aretusa.
Questa la freccia indica il canestro bianco-verde. Time out di coach Marlette, noi ci fermiamo. Il tabellino parziale della partita, ovvero Gianchino 8, Boscarino 4, Sindoni 6, 2 per Gugliotta, d'altra parte 5 Usiosefe, 3 Parrinello, 2 Locerto, 2 More, 4 Lattuca. Dunque tabellino più spalmato da tutti i giocatori della formazione ospite cestistica e Trinidad Basket, mentre l'Aretusa ha, come possiamo capire, 3 giocatori praticamente principe, ovvero Gianchino, Boscarino e Sindoni, che hanno portato questo vantaggio di più 2. Messa a fondo campo per Aretusa Basket, tiro dalla media, corto questa volta per Gianchino, il mazzo di Rapisarda, Licciardello, serve Usiosefe, penetrazione, bravissimo a incunearsi, subisce anche il fallo, andrà a tirare Mark Usiosefe che tra 3 avversari, addirittura 4 direi, il numero 1 ha segnato, vediamo se è Boscarino l'autore del fallo. E per forza lui, perché Gugliotta è in panchina. No, invece il fallo è di Gugliotta. Fallo numero 2 per Gugliotta. Dovrebbe essere in realtà il terzo, però abbiamo visto che c'è stato questo problema con il conteggio dei falli. Entra il numero 9 Artale che sostituisce Gianchino, soluzione per far rifiatare il miglior marcatore dell'Aretusa Basket al momento. Mark Usiosefe deve provare la palla del rimbalzo del pareggio, lungo il primo. Tutte le ragazze dell'Etnea in tribuna a tifare per Mark. Lungo anche il secondo rimbalzo, però a fine dalle mani di un giocatore dell'Aretusa che poi lo manda direttamente in fallo laterale. Dunque palla Etnea, Dario More chiede il blocco di Amoroso, non lo sfrutta perché Messina passa, Dario More fa fallo in attacco, terzo fallo per lui. Dario More commette il suo terzo fallo con grandissima esperienza. Messina si è preso questo bello sfondo pesante, la chiamata arbitrale perché è il fallo numero 3 per Dario More. Stanno discutendo ancora della maglia di Gugliotta. Gugliotta verrà adesso sostituito probabilmente da un compagno, proprio perché chiaramente il falso 1 ha necessità di avere qualcosa che lo distingua da Boscarino, che è entrato in campo. Sindoni, con l'attacco dell'Aretusa con Boscarino,
serve Messina, Ciccio Messina, si chiama addirittura un richiamo per flopping a Dario Morè, richiamo per flopping, dunque dalla prossima volta sarà tecnico contro il numero 20 dell'Etnea. C'è cambio. Niente la Gugliotta, adesso un 8 disegnato col pennarello sulla schiena. Qua discussioni continue, in basso alle mani di Amoroso, fallo di Boscarino su di lui. Sempre 20-18 il punteggio bassissimo, al momento 8-7 il parziale di questo quarto, dopo il 12-11 del primo. Rimessa a fondo campo per la cestistica Etnea, press superata con Rapisarda che riesce a salvare, diciamo, l'errore di Usosef in base di Morè, che va a appoggiare il canestro, non ci riesce, terzo, quarto tiro, non ci riesce a segnare. Qui lamentele su contatti sotto canestro, ma non c'è nulla. Gugliotta, poi la penetrazione, fallo fischiato da Amoroso. Gugliotta andrà a tirare due liberi. È un'antica guerra di nervi questa partita, come possiamo vedere, tante discussioni, tanti problemi che bisogna capire come risolvere, tante lamentele anche dalla tribuna. Sostituzione per Retusa, esce Messina, entra in 1-3 Aliano, ancora non era entrato. Gugliotta, la linea della carità per due tiri. +1, dunque primo assegno, terzo punto della partita per Gianmarco Gugliotta. 2-2 e dunque adesso rimessa Etnea. Marc Usiosefe, serve Licciardello, supera ancora una volta la press, Morè davanti a sé a Aliano, blocco di... bravissimo qui Boscarino che ruba il pallone a Morè, non si sprecano i colpi, qua Gugliotta serve in qualche maniera Aliano per i suoi primi 2 punti, nuovo massimo vantaggio a Retusa, 24-18, dunque +6. Qua Morè, fallo tecnico al coach, che era praticamente arrivato anche lui a pressare insieme alla sua difesa. Coach Paolo Marletta che si lamenta con Giovanni De Giorgio, ha messo un piede avanti di troppo il coach, che ha fatto anche un po' distrarre Dario Morè. Dunque adesso libero per Fabrizio Rapisarda per cercare di interrompere questo break favorevole ai padroni di casa. Buono l'unico libero di Fabrizio Rapisarda, primo punto in partita per lui. Etnea va avanti, qua tutto è raddoppiato, qua è erroraccio di Usiosefe che brucia un altro pallone. Boscarino per Aliano, scarico su Sindoni, serve ancora Boscarino, supera Licciardello, ancora uno scarico, questa volta per Aliano che va a appoggiare a canestro, è corto il tiro in base alle mani di Licciardello che subisce il contatto di un avversario, alla fine Morè prende il pallone. Palla Etnea, d'esperienza Dario Morè, profeta della promozione. Qui palla persa ancora da Etnea e fallo di Licciardello.
che tentativo di recuperare il pallone da un colpo agli Aretusei. Quarto fallo per Dario Morè, non era fallo di Cerdello ma di Morè, che è furioso in panchina, furioso. Dunque adesso l'Etne deve rimontare 5 punti quando mancano 1,29 con Boscarino dalla linea della carità. Quinto punto per il playmaker siracusano. Sesto punto per lui, dunque adesso palla per l'Etnea. Ancora nuovo massimo vantaggio, 26-19 più 7 per l'Aretusa. Amoroso, difesa asfissiante agli Aretusei, Usiosef. Penetrazione, scarico su Amoroso. Gas non riesce ad avvicinarsi al canestro, deve servire sull'esterno Amoroso. Adesso Ricciardello, prova la penetrazione, scarica per il pick and roll di Rapisarda, 2 punti! Fabrizio Rapisarda, meno 5, si rifà sotto l'Etnea. Ancora Aretusa in possesso di palla con Gugliotta, non riesce a fare il consegno per Boscarino. Adesso riprende palla Aliano per Sindoni, prova la penetrazione ma Amoroso non fa passare. Boscarino, Ricciardello ancora su di lui, Aliano, serve Gugliotta da 3, sbaglia perché il tiro va fuori in mezzo alle mani di Barrinello. Manca poco più di un'azione alla fine di questo secondo quarto che vede le 3 inseguite di 5 punti a Retusa. Penetrazione di Ricciardello, non riesce a appoggiare il canestro, non c'è fallo tecnico per Ricciardello. Catalano lo dice chiaramente, hai simulato, non va bene, perché ha sotto canestro, dopo il tocco da dietro, è tecnico e dunque Ricciardello spreca così una situazione offensiva, darà anche un libero per incrementare il vantaggio ai siracusani. C'è cambio veramente al volo, rientra Messina, esce Sindoni, tira Sindoni, tira Messina, l'unico libero. Attenzione perché Sindoni rientrerà subito dopo ma non può farlo, vediamo adesso cosa diceranno a 20 yardi. Non c'è cambio, è uscito ora lui, il 13 è uscito ora, 6B, non c'è cambio, il 13 è appena uscito, non può rientrare il 13, è appena uscito. Non può rientrare, è appena uscito. Esatto, Federico Catalano l'ha capito, perfetto, l'ha capito. Chiaramente non può rientrare Sindoni. E entra invece Boscarino, dunque adesso dopo il libero di Francesco Messina, 18 da giocare per chiudere questo secondo quarto. Bravo Federico Catalano ad essersene accorto del cambio che non poteva essere effettuato. Ricciardello per Amoroso, schiacciato terra per Usiosef, penetrazione di Usiosef che prova a appoggiare il canestro, rimbalzone di Rapisarda, 2 punti per lui, 2 punti per Fabrizio Rapisarda. Quinto punto della partita, sta finendo il quarto, 1-0 ora, chiuso il secondo quarto con l'Etnea sotto contro la Retusa di 4 punti, 27 a Retusa, 23 Etnea. Noi andiamo in pausa.
Ritorniamo in diretta dalla palestra gradina, Aretusa 27, Etnea 23. Sono adesso in compagnia di Alessandro Costa. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Dopo le due partite finali Under 19 ci ritroviamo per una partita molto minors qua, promozione, penultima giornata, decisiva per la promozione in Serie D. Ci siamo scaldati con i ragazzini, ora facciamo le cose serie, e chiaramente qui è la finale, una finale indipendentemente dalla categoria, infatti anche il pubblico insomma è un pubblico sicuramente importante e vediamo cosa ci riserva il secondo tempo. Primo tempo che è stato accesissimo, 1000 polemiche, 1000 discussioni, tanti falli, anche già 4 falli per Dario More, che è il miglior marcatore dell'Etnea, dunque messo in panchina dopo praticamente meno di 15 minuti giocati per lui. Punteggi al momento con 8 punti di Gianchino, 6 di Boscarino, 2 di Aliano, 1 di Messina, 6 di Sindoni, 4 di Gugliotta, d'altra parte 5 Rapisarda, 5 Lucio Sefe, 3 Parrinello, 2 Locerto, 2 More e 4 Lattuca. Massimo vantaggio finora per Aretusa di 7 punti, sì, mentre adesso è avanti di 4. Adesso hanno giocato tanti anni con Aretusa, dicevo prima la cosa simpatica di questa società è che tanti ragazzi sono i suoi. Sicuramente è una cosa fondamentale che depone a favore del lavoro che è stato fatto precedentemente tutto il settore giovanile e diciamo è l'indirizzo che sicuramente una squadra, una società che vuole avere una sostenibilità economica deve perseguire. Come già un ragionamento che facevamo molto similare per quanto riguarda le finali nazionali con tutti i ragazzi giovani che si sono messi in mostra appunto a Ragusa in queste settimane. Riprendiamo con la diretta, Aretusa in possesso di palla, deve fare la rimessa da centrocampo, adesso Gugliotta, in realtà la palla doveva essere Etnea, perché c'è solo una palla a 2, comunque Artale, scusate. Artale di nuovo la palla con Costa, prova la penetrazione, supera Agrifoglio, serve, tiro è corto questa volta, in balzo per Rapisarda, Agrifoglio passa da campo, andrò a lamentarmi con gli arbitri appena possibile di questa cosa. Agrifoglio con Usio Sefe, prova la penetrazione, bravissimo Mark, serve Rapisarda che neanche si aspettava il pallone, Rapisarda per Parrinello, specialista da 3, punta Gugliotta che rimane bloccato qua, prova Parrinello in qualche maniera a tirare, forse non passi, rimbalzo di Sindoni. Alessandro, mi sa che si è fatto male il ragazzo, il gomito sul contatto sotto canestro, non sente la mano addirittura, dice. Brutta situazione. Cosa è successo? Un tiro? Molto probabilmente aveva preso un colpo sul nervo e quindi sai, quando c'è il formicolio magari è stato preso talmente forte che ha anestetizzato la mano. Ci auguriamo che sia solo questo. Esatto, assolutamente sì. Hai tutto il tempo per andarti a lamentare con gli altri. Subito. Vengo io. No, che metti muto, parlo io. Intanto mentre Quartarone va a lamentarsi con l'arbitraggio per la sbagliata concessione della palla iniziale, facciamo presente a tutti che molti dei ragazzi della Aretusa che oggi giocano sono i figli di quelli con cui giocavo. Questo non depone a favore della mia gioventù. E soprattutto vediamo come anche Marletta, quando allenava me aveva i capelli neri, ora ha i capelli grigi. È tornato Quartarone, passato della linea. Gli arbitri non l'hanno calcolato minimamente, anzi sorridono beffardamente. Sì, mi hanno preso, no, sto scherzando, hanno detto la cosa giusta, hanno detto che dopo un tecnico in cui la palla non era di nessuno dei due, hanno fissato una palla a 2, questo non l'avevo notato e dunque... Che vergogna! Che vergogna! Ma ci sta alla fine, va bene. E la... Riparte. Qui c'è il cuore in campo, diciamo. Gugliotta per Artale, penetra, scarica ancora, tutto solo, da 3, corto il tiro di Severo Costa, adesso Lattuca già dall'altra parte, Lattuca si gira, serve Rapisarda, un tiro libero in movimento per lui, 2 punti da quella posizione Rapisarda e... Tiro per niente facile in transizione, molto molto bravo. Adesso Gugliotta, supera Lattuca tutto solo, va verso il canestro, fallo di Usio Sefe, sacrosanto questa volta, perché arrivò anche in ritardo. Il fallo era anche prima. E forse la fissò Lattuca, sì. No, se Lattuca è quello che è stato prima, cioè il 5, il 30, non c'entra niente. Il 30, quello che sta parlando adesso dell'arbitro. Prima ha Lattuca allora. Prima ha fatto lo scarico. Rapisarda.
Stiamo imparando i nomi dei compagni di Roberto. Che bello. Però sì, sembra che l'abbiamo fischiata il ragazzo perché si Adesso vediamo la segnalazione. Senza segnalazione. Segnalazione a caso, va bene. Non verrà segnato probabilmente il referto. Sì, però basta, sei troppo polemico. Hai ragione, perdonami. Mi butteranno fuori al gap adesso. 18 fa un libero, il falso 1, ovvero Gugliotta. Ce l'ha lì, 18, c'è scritto all'8 appena. Fatto dopo. Dopo reiterate proteste. E dopo un fallo assegnato un altro. Rimbalzo. Rimbalzo d'attacco. Attacco per la Retusa con Costa. Non è figlio di Carlo, come parente di Carlo Costa? Non credo proprio. Sindoni, prova penetrazione, va a appoggiare a canestro, bel tiro di Sindoni. 8 punti già per lui, più 5 a Retusa, che ha perso in pochi minuti sulle bocche di fuoco, ovvero prima More e poi Parinello. Piede, dunque Cnea adesso che deve attaccare. Giustamente la Retusa cerca di alzare un po' i ritmi con il pressing, anche se di certo un po' diciamo più sulle basi dell'euforia che sull'organizzazione, però ben superato dalla squadra avversaria. Qui è erroraccio di Agrifoglio che ha servito direttamente Gianchino, penetrazione di Gianchino, butta a terra Agrifoglio, fallo offensivo fischiato da Giovanni De Giorgio, dice no a Alessandro Costa. Perché Alessandro? Beh, per fare sfondamento ci dovrebbe essere una posizione acquisita che sicuramente il difensore non ne aveva, quindi o non fischi nulla o comunque si deve fischiare un contatto, ma comunque non siamo qui a lamentarci. Siamo in promozione. Ma non posso dire quello che dico sempre ai miei compagni da quando gioco nelle minors. Cioè? Non lo posso dire, ho detto non lo dico. Dillo, ormai ho gettato la pietra. Che se noi giochiamo a questo livello e ci meritiamo arbitri che possano giustamente sbagliare, perché anche loro sono spesso giovani, che crescono, o ragazzi che fanno tante altre cose nella vita, non certo questo come lavoro e come professione. E Cnea in possesso di palla con Usio Sefe, serve sulla destra, credo Grifoglio, è molto coperto qua. Amoroso per Lattuca, prova la penetrazione, supera due avversari, va a appoggiare questo, bravissimo Emanuele, va già a 6 punti per lui, 30-27, meno 3 l'Etnea. Gugliotta dall'altra parte. Paradossalmente c'è più organizzazione, più schemi di gioco in questa categoria che nelle finali giovanili che abbiamo visto, dove giocavano molto più di transizione, di atletismo. Bellissimo canestro. Gugliotta appoggia molto bene questo terzo tempo, 7 punti per lui finora, questo più 5, ancora una volta Retusa che si rimette abbastanza avanti. Bel gioco 2 tra Grifoglio, Rapisarda, serve Amoroso con uno look che però non riesce ad arrivare a segno perché e c'è fallo di Rapisarda, ha fatto un tackle scivolato su che Gugliotta sempre? No, sì, Gugliotta. Se ti dico sì, sì. No, se tu dici sì per me è no. Che cavolo. Vediamo se regge anche la batteria del telefono, che vedo che sta cadendo. Se no ti presto il mio. Adesso vai, andiamo avanti con l'altro. Gugliotta. Poca pressione sulla palla, Gugliotta può avanzare indisturbato. Tranquillissimo, infatti. E ancora Gugliotta dopo direi una sorta di battezzante della squadra di Cnea. Qui piede in realtà di Uso Sefe che riesce a recuperare il pallone, va dall'altra parte e stoppato da Gianchino. Tutto ok secondo gli arbitri, stoppata regolare di Gianchino, mattatore del primo tempo. Hai stato visto giocare qualche volta Gianchino? No. Ok, una novità anche per te. Numero 0. Mi ha fatto il primo tempo 8 punti. Ah, della Retusa? Sì. No, dell'Etnea so che non conosce nessuno. Ancora palla con esperienza, Grifoglio la butta sui piedi della Questa è una cosa che insegniamo anche nel basket. 5 secondi, se non c'è, via sui piedi. Giusto. Palla tra le mani di Amoroso, ex Adrano Amoroso. Adesso Agrifoglio non penetra, chiama il blocco, si gira, serve Lattuca tutto solo dalla media, prova il tiro lungo, rimbalzo ancora di Amoroso. Ci sono sempre 24 secondi in promozione. Rapisarda, chiamano passi dalla tribuna, viene stoppato un'altra volta, questa volta da Sindoni. Penetrazione, finisce 24 secondi. Dunque palla Retusa, grossi problemi per l'Etnea in questo momento. 24 secondi? Non c'è 14? Perché non ce l'ha parecchio 24 secondi e quindi si fa sempre... È una cosa bellissima. Già, esatto.
Adoro. E abbiamo un giocatore tra i Sindoni, vola! No, mamma che fischiaccio. Fallo di Rabisarda che aveva anticipato, però è fallo. Qui è volato a terra Sindoni, l'arbitro ritiene che sia fallo della difesa, secondo fallo per Rabisarda che ha commesso il secondo fallo uno con l'altro. Costa da fondo campo, Gianchino appoggia ancora a canestro, questa volta sbaglia. È una notizia questa perché Gianchino finora ha avuto percentuali molto buone. Agrifoglio per Amoroso, bombazza, va a finire dalle mani di Alessandro Costa che non gioca però. Grande passaggio di mano sinistra. Peccato che il lungo non l'ha presa. No, mia. Ah, il tuo? Sì, pensavo. Penetrazione, schiaccia a terra per Artale, serve Sindoni che lì troppo marmellata. Già. E qui il coltello si chiama Etnea, ovvero Agrifoglio, passa Usio-Sefe. Il pubblico si continua a lamentare per qualsiasi cosa. Usio-Sefe non sfrutta il blocco, si mette in proprio da 3. Tiro, tabella, palla va fuori, ma l'idea era giusta questa volta. Usio-Sefe è molto campetto style. Yes, puramente campetto style. Si gira e tira Gianchino, ancora un errore per lui, ma rimbalzo offensivo per Artale. Adesso Gugliotta serve, spalle a canestro, Gianchino, 2 punti per lui. Nuovo massimo vantaggio, 34-27. Time out necessario per coach Sedire. Sì, la Retusa ha trovato un po' di controllo dei tabelloni e chiaramente sulle seconde opportunità sta concretizzando. Ci fermiamo noi. Andiamo in diretta dalla palestra Gradina, Aretusa 34, Etnea 27. Vediamo come reagisce l'Etnea a questo break aretuseo. Già, sessione complicata per l'Etnea. Tra l'esperienza di Ciccio Messina. 50 anni, 55, non si sa più quanti ne abbia. Riescono in qualche maniera dal press. Amoroso, dovrebbe salire Usio-Sefe. Passi, fiscalità, Buoni e Giorgio. Portando la partenza diretta. Vabbè. Ricordiamo che Ciccio Messina è l'unico giocatore che abbia visto in vita mia è riuscito a marcare il tiro libero. In che senso? In una partita ha marcato uno che sta tirando il tiro libero e l'arbitro non ha neanche fischiato infrazione. Ah, wow. Fantastico. Ok. Aneddoti minors. Infatti, esatto. Comunque escono Agrifoglio e Lattuca, entrano Licciardello e Parrinello che si è ripreso proprio dal braccio. Esatto, una bella notizia. Assolutamente sì. Gugliotta, porta palla. Il padre era un pivot e il figlio un play praticamente. Eh sì, tra l'altro padre solo mano destra, figlio solo mano sinistra. Bellissimo. Messina butta Ciccio sotto Messina la col palla. movimento che faceva quando ancora gli doveva nascere, ma ancora lo porta sotto canestro, ci stava il contatto. Usio-Sefe prova a mettersi la spalla sulle spalle, penetrazione, scarico per Amoroso che prende palla, si inerpica, 2 punti per lui. Si finalmente interrompe un digiuno infinito l'Etnea con adesso il meno 5. Usio-Sefe recupera il pallone, va a appoggiare il canestro e a lungo si arrabbia con se stesso Mark. Palla che va a finire in qualche maniera a Sindoni sotto canestro, palla ancora buttata in mezzo alla spazzatura. Messina prova la tripla, palla va fuori, Usio-Sefe rimbalzo.
Quanti tiri sbagliati oggi. Diciamo che nel calcio si direbbe le squadre hanno un po' perso le distanze, i reparti si stanno allungando. Esattamente, qui non c'è un reparti veri e propri, qua Licciardello perde palla e Rolaccio Sindonini esce a recuperare il pallone e adesso Messina esce dalla difesa. Gugliotta. Sei Usiosefe, penetrazione, Amoroso fa buona guardia, in realtà riesce a difendere il canestro in qualche maniera. Dall'esterno Barone, un passo dentro l'area, tira corto, rimbalzo ancora nelle mani della Retusa, va fuori, palla Etnea. E comunque di riffa e di raffa la partita rimane in equilibrio. In qualche modo questa sfida già è la quarta volta che arriva quest'anno. L'andata vinse a Retusa in casa dell'Etnea di 10 punti, ritorno vinse Etnea qua di pochi punti, tipo 2-4 punti. La nuova andata ha vinto l'Etnea di tanto in casa, tipo 15 punti. E adesso partita equilibratissima. Ricordiamo che in contemporanea c'è una molto più umile Virtus Bologna-Milano. Cosa? Il basket minore, non lo seguo il basket minore. Parrinello per Licciardello. Noi qui ho promozione under 19, questo è il basket vero. Licciardello, penetrazione, si fa spazio, viene stoppato in qualche maniera, il pallone finisce dalle mani della Retusa, Gugliotta passa da campo, fallo di Licciardello che fa un po' di lozzossone, come direbbe qualcuno. Licciardello che sicuramente fa dell'atletismo, la sua categoria, la sua qualità migliore, non è riuscito a sfruttarla a pieno in questo frangente. Spero che non mi prenda mai in qualche torneo minors estivo. Ha fatto un paio di cose bellissime. Adesso è a Retusa. Occhio che sulla rimessa di solito Ciccio Messina fa gli alley-oop. Attenzione. Occhio. Eccolo. Oggi Borgomaneo ne ha fatti 2. All'offensivo. Nettissimo. Di Barone. Si lamenta coach Marletta. Allarga le braccia. Ma credo col suo stesso giocatore che ovviamente ha reiterato il blocco. Ok. 3:36 alla fine del terzo parziale. Giovanni De Giorgio pronto per la rimessa a fila di Licciardello. Usiosefe. Chissà se c'è più pubblico qui o a Bologna per Bologna-Milano. Qua sicuramente. Qualcosina forse in più del Palapallo. Adesso Usiosefe non riesce a superare Barone sul primo passo. Adesso Rapisarda. C'è Messia su lui, bel passaggio per Amoroso che si gira, non ce la fa, c'è fallo fischiato alla difesa Retusa. Interessante questo ragazzo Amoroso, si muove veramente bene dentro l'area, bei piedi veloci. Diciamo che Gabriele Gas detto ha iniziato con Adrano, ha fatto anche molte stagioni di Serie C con Adrano. Quindi cosa, 37 anni? 95. Non è Pensavo così, fosse più giovane, ragazzi. No, già è grandicello. Però appunto dopo le annate quelle di Serie D ti ricordi con Ennis, Watley che facevano le finali, penso che se lo ricorderai. Sì. Come no? Come no? Diciamo che ha scelto di fare una carriera più minors. Parrinello da 3! Mi sa che la mano la sente di nuovo. Parrinello, sesto punto per lui, 2 triple finora. Lui Giovanni Gravina ha fatto anche degli anni in Serie C con coach Lofaro tanti anni fa. Lui è un pochino più grande in realtà. Penetrazione per Barone, scarico per Gugliotta, ancora Barone, ci vuole dalla media, il tiro è corto, rimbalzo alle mani di Usiosefe. Licciardello. E ora la palla inizia un po' a pesare. Pesa, un macigno. Parrinello, chiama il blocco di Amoroso, lo sfrutta ancora per tirare da lontano, questa volta airball, Rapisarda recupera il pallone, ma lancia nelle mani di Messina. Gugliotta passa da campo, dovrebbe servire il backdoor, non lo serve invece a Tale. Fallo di Licciardello, fallo della difesa. No, sarebbe stato clamoroso, era evidentemente il fallo di Licciardello che era in netto ritardo. Infatti Sebirella, allenatore, lo sta redarguendo, gli sta dicendo. Posso dire una cosa che probabilmente mi attirerà un po' di antipatie? Soprattutto del numero 8 che si chiama, abbiamo detto? Parrinello che ha un tatuaggio simile a quello di Elettra Lamborghini. Ai. È la prima cosa che ho pensato, ho detto guarda un po', ma probabilmente sarà lei che l'ha copiata da lui. Sicuro. A proposito di musica, sappi che nei nostri schemi si chiama Elodie. Perché Elettra Lamborghini è musica? Tu la colleghi alla musica? Sei fantastico. Sei fantastico. Se quella è musica, allora io sono un grandissimo giocatore di padel. Ah sì? Vediamo poi Alessandro Pisa o Carlo Costa.
Sono tanti maestri in questo campo. Un punto, 1 su 2 per Flavio Artale, più 3 a Retusa. Conferma anche il tabellone, in teoria. Vediamo se... Però ci sono dei secondi che scorrono qua, già 2 secondi mi sono scorsi. Ma anche in promozione sono 4 quarti? No, si giocano 6 quarti da 6 minuti come nel mini basket. Qua il tempo continua a scorrere anche se nessuno tocca la palla, vabbè, comunque. Va bene così. Il quadrone polemico ai limiti dell'insopportabile. Bellissimo! Vedi tu il criticone. La professionalità è andata veramente a donne di facili costumi. Usiosefe per Agrifoglio, sfrutta il blocco di Usiosefe. Parrinello, l'uomo oh, guardate qua, vanno a sbattere entrambi e poi c'è fallo offensivo. Fare un attacco fischiato a Parrinello. Qua un po' di corrida in campo. Sì, il fischio sicuramente è arrivato in ritardo, un fischio un po' di confusione. Diciamo che dire che Ciccio Messina avesse una posizione legale sul contatto è sembrato più uno spalla a spalla. Probabilmente sarebbe dovuto lasciare giocare, un po' in ritardo anche il fischio, ma insomma. Andiamo avanti. Qui con Boscarino, il vero numero 1. Con Artale, servito sotto canestro, anticipato, grande Amoroso, Parrinello prova a fare il contropiede, appoggia canestro, 2 punti di Parrinello, -1 Etnea. Sporca le sue statistiche Parrinello, che adesso ha fatto il primo tiro da 2. Schiacciato terra, che giunge in qualche maniera Gianchino, che sbaglia ancora una volta la conclusione, ancora 0 nel secondo tempo Gianchino, che 2 ha fatto nel secondo tempo Gianchino, che 8 ne ha fatti nel primo tempo. Usiosefe si allontana, prova la tripla, piede a terra, tutto solo, di tabella non va a segno. Artale, da palla Boscarino, suo play. Adesso serve, credo, Costa, adesso ancora Boscarino, Costa. Schiacciato ora per Messina, perde il pallone, un secondo, lo riprende. Messina guarda, non vedo chi perché c'è una Marletta davanti. Se vogliamo commentare tecnicamente quello che stiamo vedendo, è chiaro che la Retusa brutta palla persa. Certo, la Retusa non può non correre. Quando ha il rimbalzo pulito deve fare transizione, deve fare contropiede. Invece si sta adeguando al ritmo imposto dalla squadra etnea e questo non può che dare vantaggio chiaramente alla squadra ospite. È già più compassato il ritmo ovviamente dell'Etnea, che punta a giocare tutti i 24 secondi. Qua confabulano gli arbitri su chi sia il pallone. Ma l'uno è Boscarino Umberto? Sì, Umberto Boscarino. Palla non persa, palla Etnea. Come dice Alessandro? Dico che gli interessati dovrebbero ammettere candidamente chi ha toccato per ultima la palla, cosa che non succederà. Non succede mai, probabilmente a questi livelli. E quindi dove le rannellate sono gli arbitri sono andati a sensazione. 45 da giocare per chiudere questo terzo quarto. Parrinello in possesso di palla per Usiosefe. Bisogna comunque uscire dalla metà campo difensiva. Usiosefe perde palla, gli regala Boscarino. Amoroso lo recupera, spalla contro spalla, alla fine Amoroso tocca il pallone, in qualche maniera ritorna dalle mani di Boscarino. Palla 2 forse non fischiata, alla fine sì. E palla 2, palla ancora una volta per Retusa. Hai visto un'altra palla 2 dopo quella di cui abbiamo parlato? Io non l'ho vista perché di nuovo a Retusa mi sembra strano. Poi mi sbaglierò, Tu l'hai vista? La nuova regola di promozione è che la palla 2 è sempre per la sempre Retusa, esattamente. Boscarino, polemico poi, però vabbè, ci sta. Boscarino supera Usiosefe, serve tutto solo soletto da 3, Aliano lungo, rimbalzo di Sindoni che però si porta la palla a fondo campo, toccata da qualcuno dell'Etnea. 9 secondi per chiudere questo terzo quarto. Non so, andrò a chiedere spiegazioni, poi farò antipatici gli arbitri sicuramente, però. Se nel frattempo trovi anche una birra fresca. Finiamo a Marletta. Ultimi secondi da giocare. Qui Aliano per Boscarino, gioca fino alla fine del terzo quarto.
Perde il pallone, fallo ancora una volta. Molto ingenuo. Con 2 secondi da giocare. C'è bonus? Non ancora. E allora è un ottimo fallo. Esatto. Questo è il fallo numero 3 di Rapisarda. Vediamo cosa dice il tavolo. Non dice niente il tavolo. Il tavolo sta ordinando le pizze per dopo. Anche le birre per te, mi sa. Terzo fallo. Ah no, c'è il bonus, quindi terribile fallo questo. Da qua non si vanno bene le palette. Ci perdoneranno gli amici a casa. Porto. C'è qualcuno che sta seguendo da casa? Credo ben 3 spettatori. No, non lo so. Però. Sto scherzando, prima erano 9, ma non lo so adesso. Che sappiamo già i nomi e cognomi, ovviamente, indirizzo. 2 su 2 sbagliati. Ultimo tiro, finisce qua il quarto. Poi il pallone è mandato in porta. In promozione non c'è la sirena. Non c'è neanche la sirena, guarda che belle cose. Questo è bello, questo mi piace. Torniamo fra poco. Allora, gli arbitri durante l'intervallo mi hanno spiegato che c'è stata una palla a 2 che io non avevo visto e ne avevo vista neanche Alessandro, quindi almeno questa volta in tandem il problema. Io l'avevo vista. Certo, bravo. Pinocchio, attenzione. Ora che faccio io. Ripartiamo con la partita, quarto di... Vedi, palla e Tenea. Palla e Tenea, sì, stavolta sì. Morè. Passi di Morè. Aveva servito Parrinello. Ora un secondo andrà in diretta Alessandro a fare la telecronaca mentre io sistemo 2 cose. Buon divertimento. Allora, vediamo Boscarino che lascia l'incarico a Gugliotta di portare avanti la palla. Schema di pick and roll su cui la squadra diciamo che battezza la grande. Punita da una bella conclusione da fuori di Gugliotta.
che riporta a più 4. Ancora pressing Aretuseo, ben superato dalla squadra. Quartarone è ormai fuori controllo. Vedi, c'è questa fase dal rimbalzo, la transizione, Aretusa che perde quel 2 secondi che permette alla squadra avversaria di ritornare. Il pubblico incita a tirare qualsiasi cosa uno abbia per le mani. Anche la scheda bagno. Stoppatona! Aia, piede fuori, piede fuori. Sono a correggere, bravo Giovanni e Giorgio. Giustamente gli arbitri fanno meglio il loro lavoro di quanto pensi possa farla Quartarone, ma Quartarone continua nella sua battaglia. Sì, per forza. Nel frattempo sta mandando messaggi col mio cellulare, speriamo. No, volevo cercare di uscire, ma qua continua essendo Costa, no. Vedi che mi devi fare scoprire gli altarini. Buona difesa Etnea ancora, vediamo. La squadra Etnea senza il ragazzino numero 7 che si chiama Ususefe perde di atletismo, ma è un po' più organizzata, devo dire, un po' più coriacea soprattutto in difesa. Adesso non accedere col tuo Facebook, purtroppo. Non è un problema. Si gira. Bello! Bel piede perno. Un errore, bravo Bicollo. Molto bravo anche per me che era disturbare il rimbalzo per impedire la ripartenza retusea. Marletta fa brutti gesti ai suoi giocatori, credo volesse dire taglia fuori. E siamo ancora con la Retusa in attacco. Ribaltamento pick and roll di Boscarino che rigioca il riblocco visto che passano in settima, non in terza, non in quarta. Ancora uno scarico, un tiro aperto, la palla non entra. Lotta a rimbalzo che premia Etnei. Quartarone intanto sta continuando a litigare col mio telefono. Sì, mi sa che il primo time out non cercherò perché non va bene. Ma non è detto che ci sia un time out. Fallo che si è sentito anche dal parcheggio. Tu sei molto più bravo di me a fare delle telecamere. Pur non sapendo i nomi. Ma i nomi non sono importanti. L'importante è la squadra, non è quello che è dietro nella maglia, quello che c'è scritto davanti. Esattamente. Sono 2 tiri liberi. Se poi ci sono a questo punto aspettiamo il primo time out, è vero. Ok. Quindi ricordiamo a tutti che chi vince questa partita ha un piede in Serie D. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Retusa deve recuperare 3 partite se non erro, mentre l'Etnea deve fare una sola. Playoff, non è le semifinali. Non esistono i playoff in promozione. Me l'avevi spiegato. Questo magico mondo della promozione di quest'anno. Quindi è una partita di campionato. Però secondo buono di Parrinello. Quindi tu mi hai fatto venire qua a rinunciare a una pizza, giocare con le mie bambine così per una partita di campionato. Te la offro io la pizza poi. Ho capito. Aretusa qua prova a attaccare il ferro, qui prende un buon fallo, ammette l'errore Lattuca, sarà Boscarino andare a tirare. Finalmente Gugliotta usa la mano destra. È Gugliotta sempre. Sì. E chiaramente sorprende la difesa avversaria. Per Boscarino, questo mio commento, suo padre mi affogherà a mare quest'estate. Ti vorrà bene anche lui. Mi chiedo come fare adesso a passare a te il testimone, ma sarà un po' impossibile, dovrei accedere qua per darti l'accesso, un po' complicato. Io ti vorrei dare energia, ma non posso, dimmi tu. So io come fare, in un secondo. Attenzione. Illuminazione. E nel frattempo di nuovo più 4 per la Retusa, che continua ad allungare la sua difesa. Pressing, molto bravi. Vediamo se concretizzano. Oppela, gli arbitri si sono mangiati il fischietto. Va bene così, giusto. Basket maschio. Ancora rimessa Etnea e ancora pressing a Retusa. Fischio prima della rimessa in campo. Cosa dice il regolamento sul fischio prima che la palla venga rimessa in campo? Non è come quella NBA, giusto? No, dovrebbe essere
Ok. Un semplice fallo. Ok, non è antisportivo, dici. Dipende poi dalla situazione, chiaramente. Dipende cosa fanno i giocatori. Volevo aizzarti un pochettino, non hai recepito, vabbè. Ho segnato per... Quasi palla recuperata. Insomma, si vede che un po' la stanchezza sta annebbiando le idee etnee. Per la Retusa ha segnato... Oh mamma. Non lo so. Gugliotta ha un tiro libero. Solo uno, giusto? O due? Due. Che aveva preso fallo andando a destra. Rientra Ususefe e anche il numero 0 della Retusa. Ma come scrivi io? Il numero 0 della Retusa si chiama Gianchino. Basta che capisco io, lo scrivo. Gugliotta, tiro forzato di Gugliotta che viene stoppato in penetrazione. L'arbitro non ravvede la deviazione e dà addirittura palla a Etnea. Giuseppe purtroppo continua a usare solo questa benedetta mano destra e di conseguenza chiaramente va in difficoltà quando va a tirare a sinistra. Se poi la smetti di muovere tutto, Quartarone, grazie. Una difesa mista uomo-zona, quella di Etnea. Che però non fa taglia fuori e lascia ancora un facile rimbalzo alla squadra retusea. Gugliotta sembra volersi prendere la squadra sulle spalle, gioca all'ennesimo piccolo su cui passano ancora in quarta e ancora bellissima palla recuperata, un guizzo da dietro, ci stava un dietro schiena che però non è nell'arsenale, ancora si lotta selvaggiamente, bellissimo spirito Miners, bellissimo. Dovremmo esserci adesso con... No! Sì, ci siamo. Ci siamo per... Ok. Sono riuscito finalmente a collegare a una presa di corrente al telefonino. Che? 6 minuti alla fine, anzi 6 minuti e 02 per l'esattezza. Ok, sono tornato operativo. Nel frattempo Virtus Bologna Olimpia Milano 53-47. Interessantissimo. 53-48. Anche loro casualmente sono 5 punti, ma non quasi nessuna coincidenza. Nessuna coincidenza. Roberto ormai non interessa più perché è troppo accanito. Quindi continua prima che si faccia veramente squalificare la gara. Voglio comunque bene se appena terminato che ha già. Di errore. Una garra pazzesca. Bellissimo. Meno 2 per la squadra etnea. Il pubblico ospite si scalda. Le tribune tremano. Già. Allora, qui abbiamo penetrazione. Comunque non funziona più, ricordiamoci. Si sente però. Ma che si sente? Tutti e uno. Vabbè. Marinello per Ususefe. Salta, bravo lui. Non riesce a entrare il pallone, ma... Torniamo in diretta, purtroppo c'è solo qualche problema tecnico, il punteggio aumenta di 44-40, in favore della Retusa, ci siamo persi un tiro da 3 e un tiro da 2, fallo offensivo di Ususefe.
difensivo di Yusuf, dunque palla per Aretusa. Quale guarda la partita a questo punto. Ciccio, ambulanza? Ambulanza, Ciccio, massaggio? Ghiaccio! Ghiaccio per Ciccio Messina! E anche per il parquet. Siamo in diretta? Sì, sempre. Bene. Bello rimbalzo. Rimbalzone. Ci riprova. Rimbalzo adesso Yusuf. Siamo con il punteggio 44-40. 2-26 alla fine. Fallo. Giuseppe quanti anni ha? Giuseppe del 2000. Vediamo se riescono ad arrivare al punteggio giusto. Non è grandissimo il punteggio, quindi non ci vuole molto per arrivarci. Poi c'è un time out, sì. Time out in corsa. Torniamo in diretta, palestra gradina di Siracusa, Aretusa Etnea 44-40, 2-24 alla fine di questa partita. Quindi ci ricordi per favore la situazione di classifica com'è? È complicata, non sto scherzando. Etnea mi pare che sia... grazie. Etnea mi pare che sia 22. Aretusa a 16, ma per partire a recuperare. Sì, vabbè, è un campionato molto particolare. 2 su 2 di Morè, liberi, meno 2 Etnea. Si fa sotto la formazione catanese. Gugliotta in prestito di palla, Usesefe lo marca stretto, adesso Costa, penetrazione. Bello. Bella penetrazione centrale, va a segnare. Giusto, 2 punti buoni per lui. Manca poco. Saltata la difesa di pick and roll, che ha fatto un buon blocco, sicuramente in movimento non statico. Agrifoglio per Morè. Agrifoglio che secondo me a fine partita ha bisogno di una flebo. O di una strizzata, tipo qua Amoroso, lontano da canestro, viene attaccato da Gugliotta, servito Agrifoglio 3, che la sta per mettere, incredibile! Guarda ancora! Ancora che Agrifoglio. leone! Che leone! Bravissimo Agrifoglio che ci vede fino in fondo, non premiato dal ferro. Io se faccio un uso del genere mi devo venire a prendere veramente con la barella. Bravissimo! Che cuore! Rimessa di Sindoni, press alto questa volta dell'Etnea. Giuseppe tiene un press finto in realtà, non è un press alto. Com'è? Un press molto finto in realtà. Adesso Gugliotta, Giuseppe perde la marcatura, l'atto che rimane lì, il pallone non entra, Amoroso deve sbrigarsi, manca poco.
Esatto.